Ecco la notte, la splendida notte in cui tutto giunge a compimento. Ecco la notte in cui risuona ancora una volta l'annuncio che ha colto di sorpresa i discepoli. La speranza è più forte dello scoraggiamento. La vita è più forte della morte. Ed è l'amore, e non l'odio e la violenza, a dire l'ultima parola. Celebriamo Cristo, morto per la nostra salvezza, risorto per la nostra gioia. Celebriamo la sua e la nostra Pasqua. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Per mezzo delle sue piaghe sante, gloriose, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
Signore sia nel tuo cuore, nella tua voce, perché tu possa cantare degnamente le esultanze della Pasqua del Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Esulti il coro degli angeli adoranti, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, innalzata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo tempo risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se Lui non ci avesse redenti. Oh, immensità del tuo amore per noi, oh inestimabile segno di benevolenza, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Oh, davvero necessario peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere un così grande Redentore. Oh, notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Oh, notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio delle lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salgate come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo
Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena. Egli con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo
per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi, secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle acque valli, acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna per i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.
Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine, per sempre alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono
e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare, lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato nella luce della nuova alleanza il significato degli antichi prodigi. Il Mar Rosso è l'immagine del fonte battesimale e il popolo liberato dalla schiavitù è un simbolo del popolo cristiano. Concedi che tutti gli uomini, mediante la fede, siano fatti partecipi del privilegio del popolo eletto e rigenerati dal dono del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora l'organo e le campane si uniscono alla nostra lode. Uomini e cose cantano la gloria di Dio, che in Cristo morto e risorto rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedest ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissima
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo 40 giorni ritorna il canto dell'acclamazione pasquale. Alleluia, lodate Dio. Il Vescovo canterà da solo la prima volta e quindi risponderemo assieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono
perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore infatti sceso dal cielo si avvicinò, rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto.
abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande. Le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le letture di questa grande e solenne veglia notturna, la madre di tutte le veglie cristiane, queste letture intendono anzitutto ripercorrere, come abbiamo ascoltato, tutta la storia della salvezza e contemporaneamente aiutarci a vederla come una storia di amore. Una storia di amore. Per amore Dio ha creato l'universo, la terra, il cielo, tutti gli esseri viventi, l'uomo e la donna, per amore. Per amore ha chiamato Abramo e ha stabilito con lui e la sua discendenza un'alleanza, risparmiandogli la morte del suo figlio Isacco. Per amore ha condotto Mosè attraverso il Mar Rosso, liberando il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Per amore lo ha definitivamente salvato, questo suo popolo, con la morte e risurrezione di suo figlio. Con la Pasqua di Gesù, passaggio dalla morte alla risurrezione, siamo giunti al termine del nostro percorso quaresimale, ma insieme anche al culmine della storia della salvezza. Siamo giunti all'alba di una nuova creazione. Dio ha preso la storia del peccato che ha caratterizzato l'umanità e l'ha distrutta nel corpo crocifisso di Gesù, ricreandoci a vita nuova. È quello che ci ha ricordato San Paolo. Lo sappiamo, dovremmo saperlo, con la vita più ancora che con la testa. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui. Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Creature nuove, come vivi tornati dai morti, dice San Paolo, una espressione fortissima in un altro luogo. Gesù, il nuovo Adamo, il vero Adamo, ci ha ormai aperto le porte del paradiso e nessuno potrà più impedirci il passaggio. Il divisore, il diavolo, il nemico, è stato sconfitto. La luce di Dio ha trionfato sulle tenebre e splende ormai per sempre. Abbiamo sentito il bellissimo preconio pasquale con quante espressioni diceva questa realtà. Anche nel buio della notte risplende questa luce. Nel buio di tutte le notti che dobbiamo affrontare, certo anche quella legata alla pandemia che stiamo vivendo
alla sofferenza e alle morti che sta provocando. Anche su questa notte risplende la luce del Cristo risorto. La morte e con essa la paura della morte, perché quella che ci colpisce è stata vinta. Non certo perché la nostra povera umanità sia diventata immortale, invulnerabile alla sofferenza e alla morte fisica, come a volte si sente vagheggiare. No, molto semplicemente e molto più profondamente perché Cristo è risorto, veramente risorto, e dunque non siamo più irrimediabilmente schiavi della morte. Non abbiate paura voi, dice l'angelo alle donne, come a dire qualcun altro può avere paura. Non abbiate paura voi che credete in Gesù risorto. Non temete, io ho vinto la morte, ci dice Gesù. Dopo il cammino quaresimale, dopo la purificazione del digiuno, anche di quel digiuno che è consistito nel non poter muoverci, nel limitare i nostri spostamenti, nel rimanere reclusi quasi forzatamente, dopo il dolore del Venerdì Santo, dopo il silenzio del Sabato Santo, eccoci finalmente davanti alla tomba vuota, davanti cioè al motivo della nostra speranza, della nostra gioia, certo, della nostra gioia, perché proprio da questo può nascere la gioia, la più grande, quella vera che nessuno potrà toglierci. Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia. È giunto il momento di abbandonare il sepolcro, non tanto o non soprattutto quello dei nostri cimiteri, quanto piuttosto il sepolcro delle nostre paure, delle nostre sconfitte, delle nostre amarezze, del nostro peccato. Il sepolcro buio dei nostri dubbi, delle nostre divisioni interiori, del nostro egoismo. Ed è tempo di correre con gioia per portare l'annuncio della risurrezione a tutti. Non dobbiamo temere di andare ad annunciare ciò che il Signore ci ha donato di vedere e di sperimentare, quella luce che ha illuminato e che continua ad illuminare la notte della nostra esistenza. Non dobbiamo aver paura di annunciarla proprio anche in questo tempo, in cui tanti dubbi, tante paure attanagliano il cuore dei nostri fratelli. Il mondo ha bisogno di questo annuncio. Non è vero che esistono solo le tenebre, non è vero che non sia possibile la pace, la fraternità, non è vero che non si possa amare come Gesù ci ha insegnato, è vero il contrario, ed è proprio questa la buona notizia, il Vangelo della Pasqua, quella buona notizia che non può essere taciuta. Donaci, Signore, la luce della tua risurrezione, quella luce che brilla in alto nel cero pasquale come simbolo di Gesù risorto. Donaci quella luce che ci permette di affrontare le incertezze della vita con la forza della fede. Donaci quella luce che di fronte alle porte chiuse dello scoraggiamento e della rassegnazione ci fa intravedere la speranza. Donaci quella luce che all'egoismo calcolatore sostituisce la carità che tu, Signore, ci doni con la tua morte e risurrezione. Così sia.
Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Fratelli, in questa notte santissima, in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, per i presbiteri e i diaconi, siano in mezzo a noi annunciatori fedeli e coraggiosi del Vangelo di Cristo, pastori della Chiesa secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, il Signore Dio ci aiuti ad accogliere con gratitudine il suo amore, per il quale ci ha resi in Cristo suoi figli di adozione. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i missionari, il Signore sostenga il loro impegno e si diffonda nel mondo il lieto annunzio della risurrezione, perché ogni uomo conosca e sia partecipe della speranza che viene dal Cristo risorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito in questo tempo di prova per l'emergenza sanitaria, sappiano confidare nel Signore Gesù risorto, perché il momento della prova non diventi scandalo per la fede, ma occasione di un più grande e profondo affidamento al Padre. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che rifiutano Dio o che si sono arresi nella lotta contro il male, sappiano vedere in Cristo il buon samaritano dell'umanità che guarisce ogni ferita e si fa prossimo a ogni uomo. Preghiamo. Per la del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre.
O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni peccato e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a noi che confessiamo con gioia i prodigi del tuo amore di rinnovarci nel pensiero e nelle opere, perché testimoniamo con la vita ciò che celebriamo con la fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo nel cuore della veglia pasquale. Sono i primi momenti del grande giorno atteso, il giorno che ha fatto il Signore, il giorno della salvezza. Presentiamo all'altare il pane e il vino. Accogliamo il dono della presenza in mezzo a noi di Cristo morto e risorto. Accostiamoci con fede all'incontro con Lui nell'Eucaristia. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è risorto e vive con noi. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince ogni male. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è presente, cammina con noi. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria per dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Invitiamo tutti coloro che ci seguono attraverso la Tenda TV e Radio Palazzo Carli ad unirsi alla celebrazione anche attraverso la comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signor. Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signor. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della solenne benedizione pasquale che conclude questa celebrazione, voglio esprimere a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze di Tenda TV, il mio e di Radio Palazzo Carli, il mio più caloroso, fraterno e cordiale augurio di buona Pasqua. Nonostante tutto, buona Pasqua. Il Signore anche a noi dice quello che abbiamo sentito alle donne: non abbiate paura voi, non temete. Prendiamo davvero questo dono dal Signore, riceviamo questo dono, il dono della speranza, il dono di questo grande incoraggiamento, proprio perché se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Facciamo un ultimo gesto dopo. In questa notte, fra tutte la più santa, nella quale vegliando abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, il nostro pensiero si rivolge alla Madre del Signore. Come l'abbiamo contemplata unita al Cristo nella passione, ora la invochiamo con Lui nella gioia pasquale. Uniamo le nostre voci nell'antifona Regina Celi, mentre il Vescovo porterà un omaggio floreale alla statua della Vergine Maria. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. A te, Regina, acclamiam, alleluia. Per te ogni nostra speranza, alleluia, trova ascolto e compimento, alleluia. Tu sei per tutti madre, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Il Signore sia con voi. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Nei cieli un grido risuonò, alleluia. Cristo Signore trionfò, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Morte di croce gli pati, alleluia. Ora al suo cielo risalì, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia. Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia. Alleluia.